Tante critiche al clamore mediatico sull'ammaloramento della struttura. Il viadotto Agragas viene chiuso, ma non erano solo chiacchiere. La procura apre un'inchiesta conoscitiva. I carotaggi dei tecnici ANAS danno degli esiti tutt'altro che rassicuranti. Il viadotto viene chiuso al transito poco più di un anno fa. Poi piccoli interventi sul tratto più vicino alla città dei Templi hanno permesso la riapertura dell'Acragas 2 che collega la zona del campo sportivo con Via Dante. Adesso si conosce quanto costano gli interventi per mettere in sicurezza la seconda parte, l'Acragas 1. Servono 30 milioni. Una batosta che ha fatto breccia tra le coscienze, non solo quelle degli ambientalisti che vogliono liberare la necropoli Pezzino su cui affondano i piloni in cemento armato, ma anche il panorama della Valle dei Templi. Ad essere titubanti e critici anche i politici, a cominciare dal deputato regionale Giussi Savarino, presidente della Commissione Territorio e Ambiente. Adesso cambia idea anche il sindaco di Agrigento, Lillo Firetto. Come prima ipotesi, dopo l'apertura del primo tratto, si stava ipotizzando una riapertura del secondo ai soli mezzi leggeri, ma dall'ANAS arriva la stangata. È impossibile riaprire la struttura in questo stato. Così il sindaco di Agrigento ha chiesto all'ANAS di trovare una soluzione alternativa, ipotizzando una viabilità a rasoterra piuttosto che la ristrutturazione del viadotto Acragas, che durerebbe 30 mesi e restituirebbero sempre una struttura di 50 anni, un'opera costruita con un sistema di calcoli ormai desueto. La questione sollevata dall'amministrazione comunale non riguarda però il viadotto nella sua interezza. L'Acragas 2, che è una sorta di circonvallazione della città, ha aggiunto Firetto, non va demolito. Pensiamo invece alla demolizione dell'Acragas 1.